Allora, a chiusura volevo dare la parola a Sebastiano Bulgaretta per chiudere poi e a Sebastiano, perché tu che sei presente, sei stato premiato e che hai tanto operato sulla nostra cultura, ecco, vorremmo ascoltare se ancora abbiamo la nostra identità, se l'abbiamo salvata ancora e se ancora c'è speranza. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto devo ringraziare per il conferimento di questo premio che mi è particolarmente gradito, non solo per il valore che di per sé ricopre, ma anche in gran parte, perché soggettivamente, questo lo dico, per il ricordo, per la memoria di Antonino Uccello. Questo è un di più, ecco, che mi fate in regalo, perché Antonino Uccello è stato, diciamo, nel mio piccolo, il mio mentore, è stato quello che mi ha tirato per i capelli, ha fatto delle matrici. Mi tirò fuori lui, venne a trovarmi a casa, lui mi aveva visto alla casa museo tante volte e volle che collaborassi con lui. Poi lui è morto anzitempo, io ho continuato, ma è rimasto dentro di me, per cui ritrovarlo qui mi fa molto piacere. E se me lo permettete, mi fa anche piacere il fatto che l'altra sezione sia stata dedicata ad un altro amico. E qui tu ne sai qualcosa perché sei responsabile. Fortunato Pasqualino è stato l'altro mio mentore per uno dei miei cotetti di ricerca. Fortunato Pasqualino è stato colui che mi tirò per i capelli nel farmi pubblicare i versi in siciliano che io tenevo conservati in classifica. Colpa, ripeto, di Corrado, che lo portò a casa mia, lui sapeva di questi versi, lo portò a casa mia, me li fecero tirare fuori e Fortunato disse: ma questi devono essere pubblicati. E si misero in movimento attraverso gli amici del Messinese per in certo qual modo benevolmente, piacevolmente circuirmi e indurmi, ecco, a sputtanarmi, scusate il termine, nella pubblicazione dei versi. Tu hai detto delle cose interessantissime, Corrado. Quella cosa che hai sottolineato è vera, ma è vera perché al centro di tutto il mio interesse culturale, della mia ricerca di uomo, prima ancora che di operatore culturale, di ricercatore, c'è l'uomo. Perché c'è l'uomo? C'è l'uomo perché io l'ho sempre sentito e lo vivo come parola viva, come parola vivente. L'uomo è parola vivente. L'uomo, come ha detto benissimo Mauro Geraci, e come ci siamo detti con Fortunato Sidoni prima che si aprisse la serata, in un breve allungamento, l'uomo è ponte vivo, l'uomo non è un'isola, l'uomo è relazione, la vita dell'uomo è relazione, nasce come relazione, vive, è chiamato a vivere come relazione, come ponte, come parabola, il termine parola è parabola, dal greco parabolo, no? Solo che è parola vivente, non è parola muta, per cui quando si dice i cantastorie finiranno, la poesia finirà, la stessa espressione, gli ultimi cantastorie, a me non piace, non si deve dire tutt'al più, se volete, dite pure i cantastorie di oggi, ma non dite gli ultimi cantastorie, se non nell'accezione di quelli che sono arrivati per motivi anagrafici e storici oggi. Ma non ci saranno mai ultimi cantastorie,
Perché finché ci sarà un uomo che è parola vivente, ci sarà la necessità, perché nel DNA dell'uomo, la necessità di comunicare anche attraverso la forma creativa, artistica della parola. Uno dei cui frutti è l'attività dei cantastorie. Come c'entra questo discorso in tutto il contesto? Dicevo, l'uomo è ponte. È un ponte, così come una parabola, è la stessa cosa. Ponte e parabola è la stessa cosa. Ha due piloni, no? Che sono messi in comunicazione dall'arcade. L'ho visto uno qua dipinto in questo capitellone. Ora, tutti i ponti sono importanti, indipendentemente dal contesto in cui operano, dal contesto storico, culturale, antropologico, dal quale vengono fuori. Faccio un esempio banalissimo, figurato. Un ponte che è a Brooklyn, per esempio, il ponte di Verrazzano, è un ponte che è in Australia, il ponte che è sul Bosforo. Ecco, sono più importanti o meno importanti l'uno dell'altro, ma non si pone questo discorso. Tutti i ponti sono importanti perché mettono tutti quanti in comunicazione, tutti quanti stabiliscono una relazione. Importante è il contesto per il quale operano questi ponti, e i contesti sono tutti ugualmente importanti perché sono tutti necessari, tutti utili, tutti costituiti da uomini uguali nella loro dignità di uomini, nella loro storia particolare, peculiare, specifica. Per cui noi siciliani abbiamo il basamento del pilone del quale costituiamo una parte del ponte che stabiliamo con gli altri. In Sicilia il plinto, il basamento è qua. Per cui il nostro portato storico, culturale, memoriale, antropologico, letterario è quello della Sicilia. E mi sovvengono le parole del mio carissimo amico Vincenzo Consolo, il quale diceva sempre nel peso spinto che la letteratura è memoria. Certo, è memoria, è deposito memoriale e culturale, con tutto quello che questo comporta di storie, di tradizioni, di lingua, di stratificazioni memoriali e culturali. Non ce n'è uno più importante dell'altro. Parlo dei contesti storici e culturali. Nessuno può dire che la storia della Sicilia è più importante di quella della Calabria o di quella dell'Emilia Romagna o di quella dell'Albania, per esempio. Ogni storia ha una sua identità, ha delle proprie motivazioni e sono tutte ugualmente importanti. E dobbiamo scrollarci di dosso, per esempio noi siciliani, il duplice complesso della superiorità, quello di sentirci uno e mezzo, come si dice dei catanesi, quella cosa che già il principe di Sabina nel Gattopardo, Tommaso di Lampedusa, ci ha detto chiaramente: i siciliani saranno destinati a morire perché si credono superiori agli altri. Non esiste questo, ma dobbiamo scrollarci di dosso anche il complesso di inferiorità. Caspita, si parla da decenni, no? Scimmiottando, no? Quello che ha detto Tizio, quello che ha detto Caio, Sicilitudine, Sicilia così, Sicilia là, i solitudini. Smettiamola di piangerci addosso, smettiamola, perché siamo tutti uguali, ciascuno con la propria identità. Hai detto bene tu, Mauro, quando hai parlato poc'anzi. Per cui il lavoro che dobbiamo fare semmai è quello di avere consapevolezza della identità che ciascuno di noi, plinto di questo ponte, di questa parola vivente, ha dentro di sé. Dobbiamo recuperare, vivere, fare nostro tutto il deposito storico, memoriale, e sulla base di quello muoverci. Che volete? Un plinto, il basamento di un ponte su cui poggia l'arcata non si può reggere se non è robusto, se non ha la consapevolezza di sé, se non è posato bene. Ora, un siciliano in Sicilia, proiettato nel mondo, un calabrese in Calabria, proiettato nel mondo, un albanese in Albania, proiettato nel mondo,
come può porsi in relazione con il mondo se non ha questa consapevolezza di sé, se non ha questa ricchezza, se non ha questo equilibrio? Deve sapere che, senza complessi, né di superiorità né di inferiorità, deve essere se stesso e a partire da questo darsi e dare. Questo siamo chiamati a fare, con tutto quello che il deposito storico, culturale, memoriale, artistico, poetico, linguistico ci regala. La nostra storia è ricchissima, come sono ricchissime le altre, ma noi viviamo qui. Descrivi il tuo villaggio e parla del mondo, diceva un grande scrittore russo, è questo, no? E questo ve lo dice, pensate, uno che butta qualche verso in siciliano. Un siciliano che definiscono alcuni arcaico, dicono lo parli solo tu, questo siciliano, ma non è arcaico, perché se lo parlo io che l'ho assunto dai miei e da tutte le persone con le quali sono venuto in contatto, non è arcaico. Il problema è semmai dell'ignoranza in cui versi tu, che non l'hai conosciuto, che non l'hai imparato, ma non è arcaico. Un siciliano che si rapporta con l'italiano, che si rapporta col deposito linguistico, storico, memoriale, artistico, di cui la Sicilia è un ricchissimo palinsesto. La lingua siciliana è quella che è fatta di greco, di latino, di arabo, di francese, di spagnolo, di portoghese, di ebraico, di maltese. È tutto un insieme. Il problema sta nella nostra ignoranza, perché noi ne abbiamo perso la consapevolezza, non lo sappiamo più. Però la parliamo, ma noi dobbiamo presentarci con questa nostra identità, perché solo questo ci può rendere credibili, solo questo può reggere saldo il ponte del quale siamo dei piloti, degli arcani. Ora l'uomo è chiamato a fare questo, no? E l'identità vera dell'uomo c'è, cresce, si rispetta in se stessa e si coltiva quando questa consapevolezza la si verifica e la si esercita in assoluta apertura mentale e direi anche affettiva di cuore, cosa per la quale il Vangelo di Gesù Cristo è lo stigma fondamentale. Tu hai detto bene, io ho questo imprinting, ma è un imprinting che mi dà una libertà assoluta, perché è un imprinting di natura fortemente laica e non potrebbe essere diversamente, perché una tensione di vita cristiana o è laica o non lo è, per cui non saprei distinguere in tutto questo. D'altra parte il Vangelo di Cristo che cosa è venuto ad annunciare? È venuto a dire all'uomo: cerca di vivere degnamente per ciò che sei, cioè per l'uomo, cerca di essere un uomo vero. Conosci te stesso, l'ha detto già qualcuno prima di Cristo, no? Tutto qui, perché tutto quello che viene fuori è all'interno di questa tensione di vita, in cui tutto ha una sua funzione, tutto ha una sua logica. Siamo noi che per delle sovrastrutture mentali, per dei pigrizi mentali, per dei complessi che ci creiamo, puntiamo all'essenziale e tratteniamo per quella cosa superiore. Grazie. Allora, noi altri adesso vogliamo chiudere con una bella canzoncina o con qualche cosa che Alfio Patti ci proporrà. Dunque, Alfio io lo devo ringraziare sempre. È dal primo anno, quindi da ben 25 anni, avvicinati di casa. Da ben 25 anni lui è stato al primo anno della giuria del trofeo più bello.
la Democrazia Cristiana, sempre l'ultimo, succedevano comizi alle strade, e quindi io sono sempre l'ultimo, non so per chi arriva. Oggi sono capace anche di tagliare. Nessuno si è presentato? No. Io ti dico soltanto, lui si definisce ed è l'ego dell'Etna, perché da poco da 5 anni. 15, lei con le date non fate affidamento. 15 anni che si è dedicato alla ricerca delle poesie, delle cose nostre, della nostra Sicilia, e li porta con i suoi spettacoli. Cominciò con Alla Catalla, mi pare, con Alla Catalla, li porta in giro mescolando poesia e musica e soprattutto a temi. L'amore, la patria, La giustizia, il sonno, il lavoro. Grazie Maria, grazie signore, ora andate via, state tranquilli che è finita. Io vi canto una canzone invece mia, ho la chitarra di Luigi Di Pino e la cosa mi conforta. Una canzone mia, una canzone d'amore piccola e breve, e con questa canzone d'amore vediamo la 25esima edizione del premio Trofeo Turillo Bello, che quest'anno ha avuto un giro di boa con una nuova modo di consegnare premi. È vero sì, se avessi 18 anni, oppure 28 anni come Mattia, non le partissi tanti disinganni e mi venissi di stamane in follia. Ragione mitigante sti suoi danni, che chiamano mia fantasia, con un amore che nasce da fanni e saggio si te prosa e poesia. Dimmi lo se non mi va bene, come sto cuore alla natura, e così la produce ma bene, e così la produce ma bene. Lasciami stare per la mia sventura, che autunno non si accoppia a primavera, che autunno non si accoppia a primavera. È vero sì, se avessi 18 anni, oppure 28 anni come Mattia, no, non ne patissi tante disinganni, per me venissi di stavano in cuore. Perché dimmi lo se non mi va bene, una questo cuore alla natura, e così la traduci ma bene, e così la traduci ma bene, a stessa non è sincera, lasciami stare per la mia sventura, che non si accoppia prima me, che non si accoppia prima me, che non si accoppia prima me. E poi non l'abbiamo fatto più con fuggire, io non posso seguirlo. Ma lui però è il socio fondatore del centro. Invece abbiamo scelto anche Giuliano Uccelli, che è una delle ultime. Vivente. Sì. Vivente. Una vivente. Del trofeo di Bella. Quindi questo quaterga di persone siamo quelli che abbiamo messo su questo spettacolo. Bravi.